che vi proponiamo stasera, come sapete, si chiama A Night with Al Sacmo and Ella, Louis Armstrong ed Ella Fitzgerald. Sostanzialmente proporremo dei brani interpretati dai due. Partiamo adesso con un po' di musica antecedente per fare poi due chiacchiere sulla nascita di Louis Armstrong. Buon divertimento a tutti.
Grazie. Questo brano si chiamava a metà del XIX secolo, è un traditional Make me a pallet on your floor, preparami un giaciglio sul tuo pavimento, e diciamo che è un brano che circolava molto per New Orleans dell'inizio, fine 800, inizio 900, nel quartiere a luci rosse, Storyville. E poi nel 1908 è stato pubblicato in spartiti da William Christopher Henry, che sostanzialmente l'ha plagiato di Sanaya. Detto questo, brevemente parliamo un momentino della nascita di Armstrong, che viene alla luce il 4 agosto del 1901 in una famiglia molto povera, discendente da schiavi, e appena nacque Lewis, appena neonato, il padre abbandonò lui, la sorellina un po' più grande e la moglie per scappare con un'altra donna. Quindi la moglie affidò Lewis e l'altra figlia alla nonna paterna e a uno zio. Nel frattempo, a 5 anni, Louis Armstrong inizia a frequentare la high school e nelle ore libere girava per la città alla ricerca di cartoni, di cibo da vendere per portare a casa un po' di soldini, ma questo non era sufficiente a far abbandonare alla mamma l'attività di prostituta. Poi era anche un po' bricconcello, quindi iniziò a entrare in un riformatorio a 11 anni, in particolare a 13, nel Capodanno del 1913, rimase per parecchio tempo perché aveva sparato dei colpi di pistola in aria, una pistola sottratta allo zio. Nel frattempo però nel riformatorio c'era la home band in cui lui iniziò a suonare la cornetta e a 14 anni ebbe anche un ingaggio in un locale di quarto ordine di New Orleans. Però qui cominciò a sentire, ad ascoltare grandi musicisti dell'epoca, parlo di Bunk Johnson, il trombettista, il trombonista Kid Ory e in particolare il cornettista Joe King Oliver, che ne divenne il mentore a suonare la cornetta. Nel frattempo, nel 1917, sto per concludere questa fase introduttiva, nel 1917 venne chiuso il quartiere di Storyville per ordine delle autorità e quindi molti musicisti che logicamente lavoravano in quel quartiere si trasferirono a Chicago. Louis Armstrong, che era entrato nel frattempo nella band di Joe King Oliver, rimase a dirigerla e questo fino al 1922, quando anche lui si trasferì a Chicago. Qui rientrò nella band di Joe King Oliver, però formò anche gli Hot Five e gli Hot Seven, due gruppi con musicisti di grosso rilievo, sposando peraltro la pianista della band precedente. E qui cominciò anche a incidere qualcosa. Vi facciamo adesso ascoltare uno dei primi brani che ha inciso Louis Armstrong, che risponde al nome di St. James Infirmary. Questo brano, che è un blues proprio di quelli lamentosi, si dice che sostanzialmente il blues è come una tazza di caffè amaro annaffiato al fiele che si beve ogni mattina. Sostanzialmente questo brano parla di due amici che sono seduti al bar e uno dei due racconta all'altro che è andato a trovare la sua compagna in questo ospedale e purtroppo l'ha trovata morta. Quindi potrete capire che è un brano molto soft. St. James Infirmary, che il nostro clarinettista Pasquale Posilipo mi ricorda sempre che lui preferisce chiamarlo, questo è per i napoletani, Cardarelli Blues.
Grazie ancora. E continuiamo ancora un momentino con Armstrong a Chicago. Armstrong ebbe un ingaggio in un famoso locale di Chicago di proprietà di Al Capone. E Al Capone gli piaceva moltissimo un brano di Chico Varabì che era tratto dal film del Rodolfo Valentino, Lo sceicco bianco, e lui pretendeva, quando entrava in un locale di sua proprietà, che questo brano venisse suonato dalle orchestrine per ore e addirittura a volte per tutta la notte. Chiedo scusa per un po' di tosse, ma purtroppo è la temperatura che causa queste cose. Cerchiamo di rifarci con De Chico Varabì. Com'è? so much, dicevano da quelle parti. Intanto Louis Armstrong nel 1929 abbandona anche Chicago, si separa da Lily Hardin, la sua seconda moglie, e va a New York, una città che era in grande fermento musicale dal punto di vista jazzistico, ed ottiene un ingaggio al Savoy Ballroom, che era il secondo locale con importanza dopo il famoso Cotton Club. Intanto, e qui un altro fatto importante accade,
Nel 1917 a Newport nasce Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald che inizia la sua attività di cantante a 17 anni nel 1934, quando si era avuto il crollo di Wall Street, quando sostanzialmente molti locali erano stati chiusi e pian piano, per riportare il pubblico a divertirsi a ballare, venne abbandonato il genere New Orleans, il genere Chicago, e si passò allo swing con le grandi orchestre, Benny Goodman, Count Basie, Duke Ellington, eccetera. E quindi Ella Fitzgerald cominciò a interpretare delle ballad, delle canzoni abbastanza popolari che logicamente accontentavano il grande pubblico. Questa sera abbiamo qui una guest star che non fa praticamente rimpiangere le cantanti di quell'epoca, lo dico sempre, perché noi ricordiamo le Billie Holiday, le Bessie Smith, ma qui abbiamo Clara Arcucci stasera che interpreterà le canzoni di Ella Fitzgerald, che non le fa rimpiangere. Adesso ci farà ascoltare I Can Give You Anything But Love, Clara Arcucci.
infatti l'ho paragonato a dirlo? Grazie. Nel frattempo anche Louis Armstrong abbandonò un poco il suo stile, quello di fare i classici del jazz tradizionale, e iniziò anche lui a cantare per attirare il pubblico, per farlo divertire di più. Nel frattempo si è detto che le due storie parallele hanno avuto comunque, erano già due icone quando si sono incontrati Louis Armstrong e la Fitzgerald, la prima volta nel 1946, però questo incontro ha favorito la carriera di entrambi, lo pensano in molti. All'epoca nel 1946 incidevano entrambi per l'etichetta Decca e incisero 3-4 brani, ma non di grande successo. Si ritrovarono nei primi anni 50 per l'incisione di altri standard, fra cui quello che vi faranno ascoltare adesso, il famoso Dream a Little Dream of Me. Però, una parentesi, ve la faranno ascoltare dopo che è stato introdotto Louis Satchmo Armstrong al secolo Brunello Canessa, che vi farà ascoltare una delle prime ballad che lui ha interpretato nel corso della sua carriera. Avanti Brunello Canessa, dov'è? Da qua, alle spalle mi prendi. Eccoci. Come va, come va? Bello tedesco il nostro capitano, grazie dell'introduzione. Sì, no, perché qua io le mie vesti sono soprattutto di contaminatore, in quanto la voce particolare di Louis Armstrong era dovuta a delle malformazioni delle sue corde e ne sono state poi che sono state la sua fortuna. Io le corde vocali a me stanno bene e quindi insomma interpreteremo questi pezzi con la vocalità che ci è più consona. E tanto per farvi una dimostrazione c'è questa ballata famosissima che si chiama What a Wonderful World, che abbiamo così provato a trasformare in una canzone alla James Taylor. I see trees are green, red roses too, I see them bloom from me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed day, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, and also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I have baby cry, I watch them grow, they learn much more than I ever known, and I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world. Bravo! Grazie, grazie mille. Basta con queste malinconie. Clara. E allora torniamo a quello che ho detto prima, 1950 si rincontrano i nostri due e incisero quella che dal mio punto di vista, parlo dei miei gusti, è uno dei più bei brani che abbiano mai inciso nella loro carriera, Dream a Little Dream of Me.
Grazie, ringrazio io per loro che non ringraziano, ringraziate. E allora, purtroppo questa unione non poteva andare facilmente avanti perché avevano appunto il contratto con la Decca e l'impresario di Armstrong dal 1930 gli suggerì alla scadenza nel 1954 di non rinnovare più, in modo che potevano agire da freelance. E qui iniziò nel 1956 la pubblicazione di tre dischi magnifici che hanno segnato la loro carriera. Nel 1956 abbiamo Ella e Lewis, nel 1957 Ella e Lewis Again e nel 1958 Porgy and Bess, le musiche di Gershwin, dei fratelli Gershwin, dello spettacolo teatrale. Nel 2022 Clara e Brunello. Brunello cantano These Foolish Things, che è stata incisa nel disco del 1957 Ella e Lewis Again. E poi dopo mi taccio, non parlerò più, state tranquilli. Daffodils and long excited faces, candlelights, cornered labels, and still my heart that weeps. This foolish dance reminds me of you. The part of evening when the bell abounded, the elephants with the girls around it, the beauty that he springs. These foolish things reminds me of you. How strange, how sweet to find you still. These things are dear to me. They seem to bring the yearly the scent of midnight trains on empty stations, still stuck in through the side. Dance invitation, all in the ground that cleans. These foolish things reminds me of you. Go to
dell'orchestra Traditional Jazz Society, grazie a voi soprattutto di partecipare con noi. Vedi le foolish things, le piccole cose che poi alla fine piacciono in un rapporto d'amore, quelle cose proprio più piccole, le più stupide, foolish. E c'è un'altra cosa che adesso trattiamo con questa canzone, il diverso modo di pronunciare le parole. E noi insomma a Napoli con Pozzuoli da una parte e Castellammare dall'altra facciamo questo gioco, no? Che la stessa parola viene pronunciata diversamente. Non è una cosa nuova, si faceva anche negli anni 50. Let's call the whole thing off. I say either, you say neither, and I say neither, either, either, neither, and neither. Let's call the whole thing off. You like potatoes, and I like potatoes. You like tomatoes, and I like tomatoes. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. If we can the whole thing off, that we apart, and only if we're so apart that might break my heart. You like pajamas and I like pajama. I'll wear pajamas and you wear pajama. So we know we need each other, so let's go the whole thing off. Let's go the whole thing off. You say laughter, yes, and I say laughter. You do. You say after, and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's go the whole thing out. You like vanilla, and I like vanilla. You say vanilla, and I say umbrella. Vanilla, vanilla. Chocolate, strawberry, let's pull the whole thing out. So you have to pull the whole thing out. There must be part. And if we ever part, I'm gonna break my heart. So got oyster, and I go for oyster. I for the oyster, and cancel the oyster. For we know we need each other, so let's go the whole thing up. Let's go the whole thing up. We need each other.
può esserci l'amore fra due amici, maschio e femmina, all'amicizia al posto dell'amore, è un tema dibattuto in tanti film, però è fine romance, una storia carina, senza baci, with no kisses. La facciamo? Maestri? Fine romance. La facciamo? Ma la facciamo? La vogliamo fare? Bene, via. Kisses, a fine romance, my friend. This is, you should be like a couple of tomatoes. You as a cold of yesterday mashed potatoes. A fine romance you want nestle. A fine romance you won't even wrestle. You never must have cradle of my blue serge pants. You never get a chance. This is a fine romance. Grazie. Siamo ancora nei due dischi del 56 e 57, che I Get a Kick Out of You, è vero Brunello?
Grazie. Siamo in paradiso adesso, nel senso buono della parola, per da vivi. So I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see when a brother dancing cheek to cheek. Oh heaven, I'm in heaven, and the K's along the rhyme it really we seem to vanish altogether like a street when we're out together dancing cheek to cheek. To go fishing in a river or a creek, and you don't enjoy half so much as dancing cheek to cheek. I want my arms by you, sometimes by you. When I made your heaven, I'm in heaven, and my heart is full of happy sweet. And I said you find the happiness I see when we're out together dancing cheek to cheek. Oh heaven, I'm in heaven, and my heart is full that I cannot speak. When we're together happiness I see when we're out together dancing cheek to cheek. Thank you very much. Grazie. E però a questo punto riprendo la parola per raccontare un aneddoto di Louis Armstrong quando nel 1968 fu invitato a partecipare al Festival di Sanremo. Ricorderete, i più anziani come me, la canzone Mi va di cantare. Ciao, stasera sono qui, eccetera. Bene, lui non aveva capito che cos'era un festival, pensava di partecipare a una jam session, per cui dopo che finì di cantare iniziò un assolo bellissimo svisato con la tromba, tanto che non finiva mai e il povero Pippo Baudo
per fargli rispettare i tempi, quelli della televisione e in particolare della Mondovisione, Eurovisione, dové tirarlo praticamente a forza nel camerino. Detto questo, il festival fu seguito da una serie di giri in tutta Italia, di concerti in tutta Italia, e passò anche da Roma, dove, essendo un fervente cattolico, un cristiano osservante, chiese di poter vedere il Papa in un incontro privato, Papa Paolo VI, e andò quindi con la quarta moglie, Cécile, da Papa Paolo VI, il quale durante il colloquio dice: ma voi avete figli? E lui dice: no, Santità, purtroppo non ne abbiamo, ma le posso assicurare che ci stiamo divertendo moltissimo a tentare di farne. E vabbè, questo era Louis Armstrong. E comunque adesso vi facciamo ascoltare un brano che è stato inciso da entrambi i nostri cantanti, quindi Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, molto conosciuto, che è When You're Smiling. Introduce you this fabulous musician playing for you tonight. Vorrei presentarvi questi grandi musicisti che stanno suonando per voi. Lo so, fa freddo, ma dateci calore con il vostro applauso. Io inizierei dalla sezione ritmica. Signore e signori, direttamente da Palena, Franco Napolitano alla batteria, una batteria del 1960, Ludwig. Grande Franco, amatissimo qui in zona, è vero? E poi a quel coso enorme là dietro, il contrabbasso. Abbiamo, siete pronti? Lui invece viene da un po' più lontano, da Campo di Giove. E Giampaolo, eccolo là. Grazie Giampaolo, lasciatelo solo. Sentite questo ritmo continuo che vi accompagna tutta la sera. E Luca D'Alterio al banjo, signore e signori, eccolo qua. Sentite Luca. Thank you. Luca D'Alterio, signore e signori, al banjo. E poi andrei piano piano a scoprire i nostri solisti. Inizierei proprio là, ecco, il famoso trombone, Don Antonio, Don quel trombone di cosa. Lui è di casa qui perché ha praticamente il proprietario di mezza Roccaraso, non sapete, ma lui, tutte le case sono intestate a lui. Non so se
se sei meglio come proprietario di casa, quante ne avrai? 30, 40 case. È come la regina in Inghilterra, le case fino al 1999 sono su, basta. Antonio Di Somma al trombone. Vai, vai. Antonio Di Somma al trombone, signore e signori. Guarda che suono. Ma non è finita qui, non è vedere perché direttamente da Villetta Barrea, Domenico Bernardo, detto Mimmo, alla tromba, maestro concertatore. Adesso qua andiamo sempre più in alto, perché non solo musicalmente, perché non c'è nessuno che è più alto degli altri, ma organizzativamente. Allora, tutta la parte musicale è diretta dal grande maestro Pasquale Posillipo al clarinetto. Grazie maestro concertatore. Posillipo al clarinetto, signor Presidente. Grande. Grazie Pasquale, direttore. E poi abbiamo colui che ha inventato tutto questo, colui che ci ha messo insieme, ci sopporta, ci coordina, è il nostro direttore, il nostro capoconico, e come Edoardo noi lo chiamiamo direttore, Lello Tedesco al pianoforte e narratore. Pesco Costanza. Grazie Lello, grazie per tutto quello che fai per noi, e mi presento io sono Brunello Canessa, che mi vuole bene. Queste esperienze con l'orchestra sono divertentissime e quindi presento la nostra voce, quella vera, signore e signori, Clara Arcucci alla voce. Grazie di essere stati con noi stasera, grazie mille, grazie al Comune e grazie a tutti questi musicisti. Grazie, ecco. Allora vogliamo chiudere questa serata con un brano famoso di Armstrong del 1964, con il quale egli, abbastanza anziano, a 63 anni, primo musicista di quell'età, scalzò addirittura i Beatles dal primo posto della classifica del Billboard Top 100, una rivista americana molto molto importante che sostanzialmente portava anche avanti i brani che indicava. Questo brano è Hello Dolly. Go Man!
swell. Dolly, I can tell. Dolly, you're still growing, you're still growing, you're still growing strong. I feel around, playing while the band is playing. Song from way back when. So check out, fellas, Valerie and fellas, they never go away again. Hello, Johnny, hello, Johnny. So nice to have you back where you belong. You're looking swell, baby. You can't tell, baby. It's a glorious, still boys. Some guy in the wrong sway. While the band gets all sway. When I honk every hand's on the door. Take a breath, fella. Call it up and grab, fella. Darling, never go away again. Yeah. Well, Dolly, I can tell. Dolly, the room swaying while the band is playing. Traditional Jazz Society con Clara Artucci e Brunello Vanessa. Sono d'accordo.